Cari amici, ben ritrovati, siamo a Villanova Scenario della Battaglia, dove l'associazione Festeggiamenti Villanova con i patrocini dell'amministrazione comunale festeggia questi 2 weekend della Madonna della Salute. Ben ritrovata Monia, nostra carissima amica. Si riparte con 2 grosse novità. Sì, siamo partiti proprio con il botto sabato scorso, perché abbiamo sdoganato per la prima volta nella sagra Villanova la musica con il gruppo dei Segnali Caotici. È stata una bellissima serata e poi è continuata, comunque la sagra è continuata molto bene fino a oggi, in cui appunto c'è la seconda novità, quella del mercatino Arti e Mestieri allargato, perché abbiamo chiuso al traffico la zona antistante la chiesa. Abbiamo cercato di fare in modo che le cose fossero il più agevoli possibile, sia per quelli che vengono a visitarci che per i residenti, e per questo appunto ringrazio l'amministrazione comunale per tutto il supporto che ci ha dato per tutta la manifestazione e per averci concesso appunto il gruppo dei carabinieri in congedo, e ringrazio anche gli alpini che sono stati da supporto per i parcheggi. Sì, veramente sono soddisfatta, siamo soddisfattissimi come associazione Festeggiamenti, perché è stata una sagra molto importante da fare e con tanta fatica, però bisogna dire che la macchina ha funzionato benissimo, e per tutti i volontari che ci hanno dato una mano, non solo nella cucina ma anche proprio fuori per l'addobbo dei mercatini, l'addobbo della chiesa, quindi insomma le persone chiamate sono state tantissime ed è stato veramente bellissimo. Noi vogliamo essere sempre presenti nella comunità, specialmente in queste manifestazioni tradizionali che uniscono la religione e anche la parte di ricordo e di tradizione. Sono più di 90 anni che Villanova fa questa cerimonia con la processione, è una cosa molto sentita. Si sono attivati per fare anche i mercatini, hanno chiuso il centro per creare proprio un movimento, un'attività. Organizzano i giochi per i ragazzi per ricordare anche le attività che si facevano normalmente alle sagre di una volta. Quindi una sinergia, perché chiudere una strada compete all'amministrazione comunale, una sinergia che avviene proprio per una promozione di un territorio dove, come punti diamanti, l'amministrazione comunale ha deciso proprio di promuovere questo territorio. L'amministrazione comunale ha deciso di appoggiare la richiesta che ci è stata fatta. Si sono organizzati per trovare i parcheggi alternativi, le strade per evitare questo tratto di centro, ma ci sembrava doveroso poter appoggiare questa iniziativa che si è dimostrata molto molto bella. Monia, noi di Eventi del Territorio vi conosciamo, sappiamo che non vi accontentate, quindi avete 2 minuti davanti alle telecamere per ringraziare tutti, invitare tutti, perché il prossimo anno volete migliorarvi, volete crescere ancora di più e volete sempre più gente alle vostre manifestazioni. A te la telecamera. Allora, ringrazio innanzitutto l'amministrazione comunale, lo dicevo poc'anzi, che ci ha supportato per tutta la manifestazione. Ringrazio Don Mirko che ci ha concesso appunto il lunedì, appunto il 21 novembre della Madonna della Salute con una messa, e oggi addirittura con 2 e il vespero e con la processione. Ringrazio te, perché siamo qui per voi, perché comunque senza di voi il territorio
non andrebbe... È una collaborazione, È una collaborazione. da ambo le parti e tutti i volontari. Noi vi rimandiamo l'appuntamento a luglio dell'anno prossimo per il torneo di calcio estivo Memorial Gianluca Lorenzon, che arriverà alla sua 31esima edizione. E un saluto a tutti e speriamo di rivederci l'anno prossimo.